Mister, avete strappato senza i calci di rigore questa qualificazione al prossimo turno di Coppa Italia. È stata una gran bella partita nonostante il tempo. È stata una bellissima partita secondo me da entrambe le squadre, che loro sono un'ottima squadra, infatti si è visto, abbiamo sofferto in alcuni momenti, però secondo me abbiamo retto abbastanza bene. Sono state poche occasioni nel complesso, secondo me, due noi, sì, importanti, secondo me. È stata una partita, abbiamo gestito bene la palla, però delle volte abbiamo cercato anche di giocare un po' più diretti, vedendo il campo, però il campo ha retto anche benissimo. Gli ultimi 15-20 un po' in difficoltà, però secondo me ci sta, il campo era pesante e tutto. In alcuni frangenti speculari le due squadre, perché avete provato a saltare il centrocampo voi, hanno provato loro perché poteva nascere qualche cosina, però a livello di velocità è stata una gran bella partita, un po' detta di tutti. Sì, sì, è stata secondo me una bellissima partita da vedere anche. Soffriamo qualche palla sopra, che loro si muovevano bene, l'hanno preparata bene, però alla fine, diciamo, secondo tempo siamo partiti meglio noi, poi siamo calati un po' dopo 20 minuti, però la partita è stata molto equilibrata. Primo tempo anche, è stata a momenti, è stata una bella partita secondo me. Ho visto un Soncin rinato, perché lo vedo lottare sia in difesa che davanti, insomma mi pare che... Infatti sono contentino, è stato fermo parecchio tempo per infortunio, è tornato, all'inizio non stava benissimo, piano piano speriamo che torni il Soncini che conosciamo. Campionato? Adesso bisogna fare i conti con quello, no? Recuperare piano piano. Sì, sì, domenica abbiamo una partita difficile, speriamo di recuperare qualche giocatore. Il campo oggi non ci ha aiutato perché sarà pesante anche domenica, però non c'è problema, la prepareremo, speriamo, nel migliore dei modi.